5 giorni di controlli sulla grande viabilità di Genova e provincia contro la distrazione alla guida. La polizia stradale si attiva contro l'uso di smartphone e altri dispositivi elettronici mentre si è al volante. Fonti Istat, d'altra parte, riportano come negli ultimi anni la distrazione sia la principale causa di incidenti stradali. Di alcuni ne abbiamo sentito parlare anche in queste settimane. Inviare un SMS, parlare al telefono o fare una diretta social può costare la vita. Accade nel 40,8% dei casi, dice l'Istat, insieme alla velocità elevata e al mancato rispetto delle precedenze. Ora la stradale promuove la prevenzione. Lo farà da domani sino al 20 luglio e coinvolgerà anche il Tigullio. In questi 5 giorni, spiega Gino Fabbri del distaccamento di Chiavari, saremo in strada con tutti i nostri agenti, ossia 16 persone. La via maggiormente monitorata sarà l'Aurelia e in caso di emergenza anche l'autostrada. Saranno predisposti maggiori posti di blocco e controlli in borghese, dice ancora Fabbri. In questo secondo caso gli agenti si muoveranno a bordo di uno scooter. Qualora un automobilista venisse scoperto alla guida mentre parla con il cellulare in mano o senza cintura di sicurezza, allora gli agenti estrarranno la paletta per far fermare il mezzo. A quel punto si avvicinerà la pattuglia in auto con gli uomini in divisa e i colori d'istituto. Gli articoli del codice della strada che dovranno essere rispettati sono il 169, che prevede che il conducente debba avere libertà di movimento alla guida, il 173, che vieta l'utilizzo di apparecchi radiotelefonici, a meno che non si usi il vivavoce o l'auricolare, ma con un solo diffusore, e il 172, che obbliga l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Nel primo caso la multa, è bene ricordarlo, sarà di 165 euro con la detrazione di 5 punti sulla patente, nel secondo di 87 euro e un punto tolto, nel terzo multa di 83 euro e 5 punti decurtati, naturalmente a seconda dei casi.